Oggi è il giorno della mia vendetta, ci sono qua delle persone che ho visto 15 giorni fa sul mercato francese, vi ricordate? Che cosa mi avete detto quando avevo finito? No, quello me l'hai detto te che sei un amico. Qualcuno mi ha detto, ci hai massacrato. Oggi sono veramente felice, perché non vi ho massacrato io, l'ho fatto Dirk. E io sono italo-spagnolo, I'm ne ho due Italian di and nazionalità, lui ne Spanish, ha una. and Oh, Dirk has got only one bene. personality and only one Qual è la lezione citizenship, che and avete Dirk massacred colto di you. quello che ha detto Dirk? What? What's the take-home lesson that Che Dirk lavorare è un let casino. us? You have Non era to necessario work che a devi Dirk a lot. dirlo, neanche le iarche già si sapevate. Dimmi. We Brava, are not quasi ti meriti il able to 10. differentiate our Che altro? island. That's Come? good. Dura la vita dell'operatore Hard turistico. life for operators in tourism. Che altro avete capito? Mhm. Mhm. Bene. Che tutto quello che noi abbiamo non lo pubblicizziamo. Sni. Ci andiamo dopo. Che altro? Questo mi piace di più. Che non esistiamo online, sono totalmente d'accordo. Ve lo traduco anche, dove c'è... È andato via. Diciamo che il 50% colpa alla regione, ma l'altro 50% ragazzi è colpa vostra. Quello che ci ha detto Dirk è che noi continuiamo a aspettare che ci piovano i turisti, grazie a San Turismo, patrono di un sacco di posti, soprattutto in Italia. Quello che ci ha detto Dirk, allora, di tutto quello che lui ha detto, quello che a me mi ha chiamato straordinariamente l'attenzione è che a quasi tutti voi, perché vi ho chiesto, vi è sfuggito, è una cosa che ci ha detto, che cosa vuole il turista tedesco. L'avete capito? Value for money, bravo, tu sei che sei già oltre, bravo. Quello è vero, ma che tipo di relax? E come se la monto? E cosa li offro? Dobbiamo imparare ad offrirgli quello che loro vogliono, non quello che noi vogliamo che loro vivano come esperienza. Bravissima, promossa, cum laude. Allora, quello che noi dobbiamo cominciare a imparare è, non siamo le unici. Guardate, io ieri stavo guardando dei dati e c'è una cosa che mi ha colpito straordinariamente. Un sputo nel Mediterraneo come è la Corsica. C'è qualche francese qua della Corsica? Ma quelli sono duri, guarda che rinascono. Ok? Dicono che il presidente, quello fugato della Catalogna, finirà in Corsica, immaginati. Detto ciò, sapete quanto hanno cresciuto, in una cosa che non c'entra niente, ma dà un segnale, numero di toccate di crociere al porto di Bastia? Del 128% in un anno. Che cosa vi sto dicendo? Quello che vi sto dicendo è che non siamo le unici, che, ce l'ha detto Dirk, il mercato tedesco è quello, non cresce molto ni più ni meno. Vuol dire che se vogliamo portare più i tedeschi qua, dobbiamo andare a, scusate l'inglese, fotterli a qualcuno. E vi assicuro che per la nostra bella faccia non li fottiamo, perché le altre sanno difendersi molto bene. Pertanto, il ragionamento da fare adesso è bene, come cominciamo a creare in qualche maniera una proposta turistica che possa andare bene, che sia adeguata ai bisogni del mercato? È quello che tenterei in qualche maniera, un po' interpretato al mio modo, di quali sono le prospettive turistiche per il mercato turistico e in particolare per il mercato tedesco.
Partiamo da una premessa fondamentale, la nuova domanda turistica. I turisti sono, come dire, per definizione, c'è una bella parola, un po' parolaccia in italiano, che le descrive molto bene. Sono delle stronzi. Nel senso che guardano il suo interesse, che è giusto. Pertanto c'è una caratteristica, non si adeguano più a noi. Dobbiamo capire fondamentalmente che la nuova domanda turistica parte da un fatto. Che cosa vuole il turista? Traduciamo il concetto del value for money, value, lo vedremo dopo, value for time e value for my experience, nei suoi interessi. Cosa vogliono? Prevalentemente tutto quello che li fa star bene, ovvero il suo proprio benessere personale, ma la personalizzazione. Io voglio il relax. Mi ha chiamato l'attenzione la fatica che avete fatto a capire quando Dir diceva il relax e il beach relax, perché per voi è beach relax. E no, ragazzi miei. E no, ragazzi miei, perché per loro il relax è andare alle spiagge del Mar del Nord. Non hanno niente a che vedere con noi, ma vanno lì. Ma fanno relax su altre robe. Vuol dire che il nostro punto di vista non necessariamente, anzi, è sicuro che non c'entra niente come loro intendono il relax. Pertanto noi dobbiamo partire dalla logica che se vogliamo avere dei risultati dobbiamo di personalizzare le nostre proposte perché il cliente intenda o veda che abbiamo soluzioni su misura. Ma anche dobbiamo di partire dalla concetta, soprattutto nel mercato tedesco, dell'aspetto della sostenibilità. Il signor TUI, anzi che non è un signor, ma TUI, come sapete molto bene, una delle categorie che utilizza per incorporare i suoi alberghi dentro della sua offerta sono gli indici di sostenibilità che applica quell'albergo, il riutilizzo delle acque, eccetera, eccetera. Perché? Perché oggi la domanda va anche in questa linea. Ma soprattutto dobbiamo cominciare a ragionare su un fatto, com'è il nuovo turista? Lo vedremo con più dettaglio fra qualche minuto, è fondamentalmente un aspetto di vita modale, ovvero dipende del momento, dipende del mese, dipende da che cosa voglio fare, le mie esigenze cambiano da un giorno all'altro. Tradotto, magari mi appassiona tantissimo la Sardegna che sono disponibile a mettermi il zaino e andare a fare una scarpinata per la Nusei o per il Canyon, ma nel mese di agosto cambio e voglio farne una ottima vacanza, altissimo lusso, in Costa Smeralda o dall'altra parte. Vedete che il cliente ormai non è quello che noi vediamo, quel soggetto oggi può spendere 5, domani 5.000, lo quale vuole dire, sì, no, non mi guardi male signorina, è così, è così. Io, come tutti gli utenti, mi faccio un weekend low cost viaggiando con Ryanair, ma la mia vacanza principale non vado con Ryanair, ne vado a dormire al bed and breakfast. Perché? Perché noi tentiamo di ragionare come noi pensiamo. Scusate, voi siete dentro la mia testa? Vi ricordate i famosi 50 euro che volevate alcuni di voi? Sì o no? Ancora sono nella mia tasca. Quando sono entrato questa mattina nell'aeroporto ce n'era uno nel bar, dice, oh, 50 euro! E ho detto, che cosa mi dai? No, dammi 50 euro. No, dammi qualcosa. Pertanto, perché io dia i 50 euro, perché il cliente dia qualche cosa, o i 50 euro minimo, dovete di dargli quello che il cliente vuole. In conseguenza dobbiamo partire su un fatto, le aspettative che lui ha su di voi, che partono da 3 fattori. E il suo egoismo vuole una roba che a lui gli vada bene, non quello che vi va bene a voi. Vuole tutto quello che, diciamo, la logica delle star bene, pertanto edonismo, ma anche questa logica del polarismo. Io tento di spiegarvelo. Allora, permettetemi non accusatemi di sessista. Oggi le signore siete capaci di andare con un vestitino comprato a Zara di 50 euro, dico per dire. Siamo d'accordo? 20, ok. E le scarpe come sono?
Brava. E la borsa? Ecco, e le occhiali? Si vede che sei sarda, eh? Cioè, il concetto è che mi compro un vestito di Zara di 20 euro, ma la borsa di Prada 2000, ok? E le scarpe, no che siano buoni di, non lo so, chi sia, ok? Questo è il polarismo. Io posso decidere di farmi una vacanza low cost, ma poi dopo mi faccio una vacanza che costa. Posso decidere un giorno di andare dal McDonald's e 3 giorni più tardi, durante la mia vacanza, mi vado a fare la magnata che mi costa 200 euro con dei grandissimi vini. Che cosa vi sto dicendo? Quello che vi sto dicendo è che oggi il turista ha questo comportamento assolutamente bipolare. Si è perso quello che si chiama storicamente il livello medio. Ok? Che cosa vi sto dicendo? Quello che vi sto dicendo è che il modello del business turistico della Sardegna è stato disegnato e improntato a il livello medio. Mi seguite o lo ripeto? Quello che va bene per la maggioranza della gente, che è vero che è andato bene per tanti anni, il concetto della classe media, per capirci, ma oggi classe media quanta ne rimane? No, sì che c'è, però ci comportiamo a volte di poveracci e a volte, non di ricco da ricchi, ma di quello che si chiama lusso accessibile. La slide più importante dal mio punto di vista che ha fatto vedere Dirk questa mattina è quando parlava del prezzo. Che cosa ha detto? Che il 38% dei tedeschi vogliono un prodotto o una proposta di alto valore aggiunto ma conveniente. Che cosa avete interpretato voi? Ve la faccio facile, vogliono pagare poco, vero? Value for money, ovvero prodotto premium. Non prodotto lusso che era l'8%, mi pare ricordare, è il 5%. Quello è un'altra storia, ok? Ma la stramaggioranza del cliente tedesco, ma su altri mercati, si concentra sul prodotto di massa, pertanto lì l'unico elemento è il prezzo, o il prodotto premium. La domanda è, dobbiamo decidere noi come Sardegna dove ci posizioniamo, perché non c'è molto spazio in mezzo, o andiamo alla massa, pertanto concorrenza spietata dove non c'è valore aggiunto e il cliente paga il prezzo, o andiamo sul prodotto premium. Dove decidete di andare? Al premium? O sì o no? Sa, così non ci andiamo. Il problema è che il prodotto così non esiste. Bravissima. Il problema è che se noi pensiamo che quello che abbiamo è premium, forse è da farsi delle domande. Perché magari è premium per noi, ma per quello che è il punto di vista dei turisti, caso concreto tedesco, non è così. Pertanto vuole dire che io devo ricominciare a ragionare e organizzare le mie proposte seguendo queste logiche. Perché oggi la gente, ce l'ha detto Dirk, lo vedremo anche con maggior dettaglio domani, il cliente oggi mi cerca l'esperienza. Cosa vuol dire l'esperienza? Che oggi il turista tenta di vedere o di fare delle cose che definiscano la sua propria personalità. Chi sono? Cosa penso? Cosa voglio? Ma anche tutto quello che è la ricerca di quello che è nuovo, locale e autentico. Pertanto dobbiamo ragionare sull'offrire esperienze che possano fare i propri clienti. Il concetto di vieni a buttarti in spiaggia, il relax, dobbiamo intenderlo come il relax attivo. Non è più la logica del
non fare assolutamente nulla. Perché? Perché il turista intende oggi il relax come l'escollegare o l'escappare dalla sua realtà quotidiana. Ok? Dobbiamo capire in qualche maniera di mostrare visualmente, ce l'ha dimostrato anche Dirk, quello che noi siamo. Poche parole, tante immagini. Partiamo dal fatto, lo abbiamo visto, che dobbiamo essere molto più presenti online di quello che siamo. E quello ci porta a ragionare come sarà la domanda turistica di qua più o meno al 2025. 3 fattori. La vacanza sarà o breve o lunga. Breve vuole dire massimo 4 giorni, 3 notti per essere giusti, o più di 7 giorni. La caratteristica dei mercati, ce l'ha anche dimostrato Dirk, soprattutto il mercato tedesco, è il fatto che cresce il short break. Pertanto dobbiamo essere attenti a un nuovo fenomeno, il cosiddetto staycation. Sapete cosa è? È una parolaccia che hanno inventato gli inglesi, che vuole dire la vacanza per staccare dalla mia realtà, o della mia, diciamo, scappo, ok? Pertanto, attenzione al fatto del last minute, perché andrà in crescita, e non è tanto un problema legato ai soldi, sino al bisogno, alla reazione, perché ormai la vacanza, l'escappare, è una commodity, ha perso il valore che aveva anni fa. Ma soprattutto dobbiamo ragionare su un fatto, che le lunghe vacanze estive si ridurrà il giorno medio di vacanze a non oltre 7 e si incrementeranno il numero di volte che i turisti faranno vacanza nell'arco dell'anno. Oggi più del 70% dei turisti degli europei fanno fino a 2 vacanze. Si prevede che entro il 2025-2030 si passi a 3 vacanze nell'arco dell'anno, che è una buona notizia per voi. Peccato che anche i nostri competitor l'hanno capito. Pertanto dobbiamo ragionare a questa logica, pertanto short and low, ma activity and slow, è quello che dicevo della polarizzazione. La gente vuole fare la vacanza facendo attività da una parte, ma quello stesso soggetto in un altro momento decide fare le slow, tranquillo, vuole dire da tutto quello che è enogastronomico, eccetera, a attività sportive. Vuol dire che dobbiamo cominciare a guardarci il nostro turista come un cliente che può essere lo stesso, che in un momento diverso mi può fare consumo di vacanze tematiche o con motivazioni diverse. Ma soprattutto l'altra tendenza è quella del, diciamo, del benessere, stare bene, della comodità, la logica dell'all inclusive, ma soprattutto il fatto di cercare delle sensazioni per se stesso che le facciano vivere diciamo, dei momenti particolari da ricordare. Pertanto dobbiamo cominciare a capire quali stanno essendo già i prodotti turistici mandati al mercato. Questa fotografia che cosa vedete qua? Un sacco di offerte. La signora quella è andata a guardarsi, non sa cosa scegliere, brava, ok? Pertanto il cliente oggi vuole offerta. E questo vuole dire che dobbiamo ragionare sulle diverse tipologie di prodotti turistici del futuro, che come abbiamo detto rispondono a questi criteri. Partiamo da quello che è il core business del turismo sardo, il turismo di famiglia. Ok? Bene, com'è il turismo di famiglia della Sardegna? Pensato per il bambino, giusto? Tradotto, la famiglia del mulino bianco. Ok? Peccato che ce ne sono ogni volta di meno. Oggi il turismo di famiglia nel turismo è diviso da queste diverse categorie, ovvero il ragazzo single, che magari mi piace con il cane,
La ragazza che mi viaggia con il gatto? E lo so che è vero, ogni volta che prendo l'aereo per venire qua è un casino perché c'è la signora con il cane e l'altro sa... Vero o no? Cioè non c'ho volo della Meridiana Olbia che non me ne trovi almeno 2 con la borsa del cane o il gatto. No, lo so che è vero, tutte le settimane mi succede. Ok? Anch'io ho il cane, però non lo posso mettere lì perché è più grosso. Detto questo, la coppia giovane, quelli con il bambino piccolo e il bambino un pelino più grande. Dopo la coppia che non ha figli, e la famiglia, diciamo, papà, mamma, bambini, eccetera. E la coppia adulta, quello che dopo lo vedremo, e quelli che si portano anche la golf, eccetera, eccetera. Dire, signori, è questo, Voi che ne pensate degli alberghi che in altre parti concorrenti da noi stanno andando alla grande, che sono solo per adulti? Vi fanno schifo? Sapete qual è il prezzo medio che puoi applicare in più con un adults only? 30%. Potete essere filosoficamente, religiosamente d'accordo o non d'accordo. Va bene, ma business is business. Ok? Bene, ma andiamo a approfondire. Prodotto turistico famiglia. Partiamo dalla premessa che dobbiamo di adeguarci e soprattutto comunicare a questi tipi di potenziali clienti che hanno bisogni e che rispondono a determinate aspettative, ma soprattutto che cercano la informazione per decidere dove andare e dove prenotare a partire da determinati concetti o parole chiavi. Mi seguite? Pertanto, sicuramente che cosa oggi la famiglia mi cerca? Dimmi. Voi sapete qual è la tecnica che utilizzano i tour operator, per esempio tedeschi, per beccarsi le famiglie, come per esempio, vediamo se le trovo, questa qua. No, primo figlio 50%, secondo free. E perché lo fanno? Perché lo fanno? Dobbiamo cominciare a ragionare su un fatto che avevamo di sviluppare delle proposte che il mercato in qualche maniera mi corrisponda. Pertanto la caratteristica fondamentale della vacanza di famiglia oggi come domanda, sapete a che cosa risponde? Alle stare assieme. Perché? Perché la mamma che sta in casa a levare i bambini, ce ne sono pochissime, ok? Pertanto il criterio, questo che vi sto dicendo qua, non è che me lo sto inventando io, cioè, tutte le ricerche ti dicono che il criterio per la vacanza è il stare assieme. È vero che il papà e la mamma dopo 3 giorni con il bambino non può più. Ok, lo vedremo dopo. Brava. Pertanto, qual è l'approccio che noi dobbiamo di avere per attirare la clientela familiare? Fondamentalmente offrire sconti e vantaggi. Perché? Perché ogni volta di più si viaggia con la famiglia più grande. E vedremo anche dopo delle caratteristiche. Offrire momenti organizzati, diciamo tutto quello che è l'intrattenimento, per fare delle attività assieme, ma soprattutto creando proposte di esperienze dove sia possibile
genitori eccetera, a fare delle cose. Bene, quali sono i nuovi concetti di turismo familiare? Sono un po' più concentrati, tento di spiegarveli. Famiglia Mulino Bianco, ok? Famiglia Mulino Bianco con il bambino un pochettino più grande. Famiglia non Mulino Bianco. Ok? Che cosa vedete qua? Traducetemelo, dai. Due mamme. Qualcuno già penserà male. No, la mamma A, quella lì, e la mamma B sono separate. Fanno le vacanze come delle amiche. Perché ride? Lei sa che il 56% dei matrimoni italiani finiscono in separazioni? Lei non è cliente, non sarà cliente di mia moglie allora. Va bene. Ok, complimenti allora. Ma abbiamo qua la famiglia monoparentale e il papà che ha un figlio separato, divorziato e che ha il bambino una settimana l'anno. Va bene? Quali sono i bisogni di questo papà? Quando porta il bambino a fare delle vacanze in Sardegna? Babysitter. Ok. Che altro? Divertirsi insieme, giusto? Ok? E altro? No. I bisogni, sembra una stupidaggine, non lo è, sono 4. Un po' di attività, perché i primi giorni vuole recuperare tutto l'anno che è stato poco con il figlio, pertanto facciamo delle attività assieme. Ma dopo 2 o 3 giorni il bambino non ne può più del padre, e il padre non ne può più perché non è abituato a gestire il bambino. Ok? D'accordo? Pertanto vuole animazione per i bambini, per togliersi il problema. 2. Anche perché, come dire, deve di socializzare con le mamme di altri bambini. Pertanto dobbiamo di capire che i bisogni di questo signore di qua in realtà sono diversi quando è la mamma, perché la mamma è molto più abituata e non ha gli stessi bisogni. Sì, vabbè, siete più brave le mamme, va, mettiamola così. Ok? Bene, ma anche le coppie, diciamo, gay, eccetera, o non gay. Vedete che noi dobbiamo cominciare a ragionare su diversi prodotti e darti i servizi, ma soprattutto venderti il mio prodotto facendo leva su quello che a te ti interessa. Vi è chiaro? Bene. Perché in più, che cosa sta accadendo? Qui lo accenno, lo vedremo più tardi. La vacanza familiare parte anche da 3 concetti nuovi. Uno, i nonni che viaggiano con i nipoti. Perché? Perché i genitori lavorano. Perché finito l'oratorio, cosa ne fai del bambino? Ti metto in vacanza con il nonno. Ma anche le zie che viaggiano con i nonni. O le famiglie monoparentali allargate, cioè ci ha cambiato il mondo. Mulino Bianco poco, c'è quello, in realtà è rimasto Banderas con la gallina, perché tutto il resto... Cosa? C'è un motivo, esatto. Ok? Altro turismo che andrà in crescita, qui, passo avanti. Esatto, brava, vedo che l'hai capito. Il bleisure, che cos'è il bleisure? Viaggi di negozi dove allargo 1-2 giorni per fare attività turistiche. Pertanto è una delle grandi tendenze che sta crescendo in questo momento. Booking.com ci dice che il 50% di chi viaggia per affari anche fa un po' di vacanza, si porta la moglie o la famiglia, però come facciamo a catturare questo cliente? Soprattutto partiamo dalla premessa che è disponibile a pagare, ma è spesso quello che succede è che mi cambia di albergo, perché mentre paga l'azienda, va bene, si pago di tasca mia, o mi fai un buon prezzo o me ne vado da un'altra parte. Ok? Altra opzione,
tutto quello che è le activities, ce l'ha detto l'experience, che ce l'ha detto dir prima, ovvero la vacanza, la soft vacanza, il cicloturismo, il kicking, le camminate, gli sport di acqua, eccetera. Il food tourism, cioè il turismo non enogastronomico, il concetto enogastronomico è prettamente italiano. C'è il turismo del vino, c'è il turismo del food, ok? Pertanto, come devo di partire dal fatto di che cosa vuole questo turista? Visitare mercati, assaggi, capire, conoscere i prodotti, eccetera. Non è andare al ristorante, ok? Ovviamente il wellness tourism, questo già è evidente, ma dobbiamo partire da quali sono gli elementi fondamentali che il mercato oggi mi domanda. 3. Dammi autenticità, dammi senso, sono io l'attore, sono io quello che vuole fare delle cose. 3. Voglio immergermi in quello che faccio, in quello che vedo, voglio essere io attore di quello che decido e faccio e tu mi dai il servizio. Tu non devi pensare, ci penso io che sono il cliente. Cosa cercheranno i turisti? Fondamentalmente proposte a misura, tailor-made, lo quale vuole dire che il turismo sarà fortemente customizzato, vuol dire che non funzioneranno più nei tour, nei pacchetti standard e di massa, soprattutto la fase, diciamo, è la fascia premium, medio-alta, crescerà la richiesta dei tour e dei circuiti a misura e che rispondano alle motivazioni che vedremo dopo dei turisti. Il turista vuole essere non un turista, se non un locale, ce l'ha ribadito anche oggi, questa mattina, Dirk, perché il turista vuole usufruire degli stessi servizi che utilizzano i residenti. Social media, perché? Perché siamo egoisti, perché cioè, andiamo a mangiare, una delle cose che facciamo è fare la foto al piatto, o no? E la postiamo su Facebook, che tutti vedano che sto mangiando bene, che tutti sappiano che cosa sto facendo. Pertanto, quello è un elemento fondamentale per capire che devo dare soddisfazione al cliente perché si soddisfa il suo proprio ego, ma a me mi beneficia perché si parla di me e pubblicità gratuita, ma anche la ricerca del nuovo, ovvero il turista vuole fuggire dalle destinazioni di massa e alla ricerca di nuovi prodotti e destinazioni. Perché? Perché il turismo è consumare. Una volta sono andato a Sardegna, a qui, là, eccetera, difficilmente ci ripeto, perché voglio sempre, come turista, qualcosa di nuovo. Innovazione vuol dire utilizzo della tecnologia, ma soprattutto voglio fare delle cose che siano fuori dei percorsi del prodotto turistico classico, eccetera, eccetera. Bene, e devo arrivare a come organizzo tutto questo. Quello che ci ha dimostrato Dirk è che il mercato tedesco in realtà non esiste. Che cosa ci ha detto? Il concetto del mercato tedesco è la somma di diversi segmenti di mercato, lo quale vuole dire che quando noi tentiamo di andare sul mercato tedesco, la domanda da farsi è: a quale segmento di mercato vado a vendere la mia proposta? Perché oggi non possiamo più pensare di fare prodotti e proposte turistiche che vadano bene per tutti, perché l'abbiamo visto anche con le famiglie. Ok? Vediamo come fare per segmentare e posizionarmi. Prima cosa, devo di capire come sono i miei clienti attuali, ma soprattutto i potenziali. E oggi, come l'altro giorno, ma soprattutto oggi, stiamo tentando di approfondire come sono i tedeschi, che i tedeschi non sono come gli italiani, non sono come i francesi, neanche come gli svizzeri. Perché questo mi permetterà di individuare su quale tipo della clientela voglio puntare, perché stiamo dicendo, abbiamo detto, mi sembra ricordare, che avete deciso di andare a puntare sulla clientela premium. Siamo d'accordo? E quanta è la clientela premium? No, il 5 è il lusso.
33 o 38? 38, ok? Dire, io ho un 38% dei clienti che possono essere miei clienti o miei potenziali clienti. Cioè, vado a identificarli, ma devo di sapere che cosa vogliono per andare a proporle quello che loro vogliono. Ok? E questo mi porterà a predisporre un'offerta basata sulle sue esigenze. D'accordo? Come inizio a segmentare? Devo di cominciare a capire che il mio obiettivo è crescere. Ma come devo crescere? Attraverso l'incremento del numero di clienti. Ma posso fare due cose. O è strategia di prodotto, ovvero è sviluppo a partire da quello che io ho un prodotto a misura che risponda ai bisogni di quel cliente, o di mercato. D'accordo? Pertanto quali sono le tattiche che posso usare e utilizzare? Uno, migliorare il prodotto che io in questo momento ho. E lo migliorerò a partire da aggiungere dei servizi o degli accorgimenti che quel tipo di cliente mi sta domandando. Ok? O decido di creare un nuovo prodotto. A qualcuno è venuta l'idea di creare qualche nuova proposta a partire dai dati che ci ha detto Dirk? Dimmi? È un segreto? Di Pulcinella? Guardate che il peggio che potete fare è uscire di qua dicendo ah, che e non far funzionare quello che avete qui dentro, perché il mercato va avanti e non vi aspetta. Pertanto non è che dovete fare nulla, ma cominciate a immagazzinare delle informazioni, perché se volete continuare in questo mercato che è molto competitivo, è necessario cominciare a sviluppare o applicare accorgimenti o nuovi servizi per creare nuovi prodotti turistici. Bene, decido come voglio segmentare. Per esempio, sul mercato attuale che già avete, il cliente che voi avete, se non volete che qualcuno ve li fota, ovvero mercato attuale, devo per esempio, fissarmi come obiettivo l'incremento del consumo turistico da parte dei clienti che già ho a casa. E come faccio questo? Dandole più servizi, offrendole delle possibilità, ok? Logica premium. O posso tentare di acquisire nuovi clienti dei miei concorrenti o magari clienti che non conoscono il mio prodotto, la mia proposta, ma che reagiranno soltanto se riesco a comunicare quello che loro stanno cercando o vogliono. Pertanto posso decidere di andare su nuovi mercati e questo vuol dire entrare in nuovi mercati o in nuovi segmenti di mercato. Questo sì, voglio lavorare sul mio prodotto, ok? Ma vi faccio un esempio. Ieri in Cagliari c'è stato un incontro del mondo dei campeggi. A me mi ha sorpreso che l'ultimo anno loro hanno perso 63.000 clienti, se non ricordo male. Hanno perso. Sì, hanno perso. Cioè 60.000 clienti il totale, va bene? Perché secondo voi? No, hanno elevato il target, ma hanno perso 63.000 clienti? Ok. E il fatturato è quello che conta. Ni. Bravo. Dimmi? Chi è questo? Quello che era curioso è che se tu ascoltavi, gli operatori dicevano ah, manca promozione, ah, dobbiamo fare comunicazione, ah, dobbiamo fare pubblicità. Nessuno stava pensando che il problema non è la comunicazione, il problema è un prodotto, era di prodotto, quello che lui sta dicendo. Oggi il camping non è più il camping cheap, è il glamping, ovvero high level. Pertanto il problema
non è di comunicazione di promozione, è generalmente di prodotto. Che il prodotto che noi abbiamo ormai è bypassato dalla richiesta dei propri clienti, perché il cliente non vuole andare nella tenda canadese, vuole andare alla casetta di legno, bene, eccetera, eccetera. Il cliente di camping, c'è ovviamente anche il target, diciamolo, cheap, ma prevalentemente fa una scelta di vacanza naturale, ma con tutte le comodità del mondo. Esatto, ok? Pertanto devo cominciare a ragionare se lavoro sul prodotto, migliorando il prodotto che già ho, per mantenere il mio cliente e guadagnarne di più, o se vado a creare nuovi prodotti. Pertanto devo sviluppare, nel caso che mi interessi questo, come obiettivi, nuove forme di utilizzo o di fruizione del mio prodotto, ma anche di consumare, diciamo in qualche maniera, di sviluppare e creare una nuova gamma di prodotti. Perché? Perché il cliente oggi mi vuole offerta. Ok? Bene, decido di segmentare, devo di crescere, posso incrementare la mia quota di mercato attuale per ottenere un maggiore numero di prenotazioni, o posso decidere di incrementare l'utilizzo, tradotto che la gente rimanga di più. Ok? Se la gente dimmi. Non necessariamente, perché se tu mi dici rimanga 3 giorni in più, io ti risponderò dicendo ok, va bene, e io cosa guadagno? Ma cosa mi dai di più? Tu vuoi ancora i 50 euro miei? Non le vuoi più? Ah no, ma le condizioni sono le mie. No, Vabbè, pertanto, qual è la strategia che posso utilizzare? Incrementare le mie azioni alla mia propria strategia di promozione, tentando di lavorare, per esempio, nella differenziazione di quello che io sono rispetto ai miei competitor. Dirk ci ha detto una cosa molto importante: il mercato tedesco non percepisce la differenza fra Sardegna e i nostri competitor. Lo avete capito? Lui lo ha detto in inglese, io ve lo dico in italiano. Un esempio? Ce l'ha detto, perché vanno a Malta? Perché vanno alle Baleari? Cercano la destinazione nel Mediterraneo. Sì, sì. Mi spiace, non vi ho fatto vedere una bella slide con 3 bellissime foto di 3 bellissime spiagge. Qualcuno me l'avrà visto. E il giochino è: ditemi dove è. Tutti Sardegna, Sardegna. Non ce n'è nessuna che sia la Sardegna. Allora, partiamo da una premessa: se vogliamo incidere sul mercato e crescere, dobbiamo far capire al mercato perché deve scegliermi a me e non al competitor. Ok? E questo ci porta a ragionare sull'incremento del valore del mio prodotto sul mercato, lo quale magari dovrebbe portarmi come strategia a concentrarmi nei segmenti specifici della domanda. L'esempio degli alberghi adults only o soltanto famiglia, eccetera, sono paradigmatici. Bene, come mi differenzio dalla concorrenza? Ci sono soltanto 3 opzioni: attraverso la qualità, ma parto dalla premessa che la qualità del cliente oggi non è disponibile a pagarla, in più la dà per assodata, o attraverso la politica di immagine, ovvero tentando di far apparire quello che sono i valori del cliente, perché lui dica sì, scelgo questo perché corrisponde e mi interessa a quello che io voglio. Attraverso l'altra opzione del valore aggiunto, ovvero il rapporto qualità-prezzo rispetto alla mia concorrenza, e finalmente attraverso le politiche commerciali, ovvero decide di vendermi soltanto su determinati mercati, determinati segmenti, eccetera, eccetera. Bene, ma qui vado un po' più avanti e andiamo su un punto.
Allora, decido di posizionarmi. Qual è il problema della Sardegna prevalentemente? Secondo voi? Che non sanno dove è? No, oggi con Google Maps lo trovi. Non esistiamo nella mente del consumatore, bravissimo. Questo è il problema, che nel mercato europeo non esiste la Sardegna come destinazione. Il posizionamento è quello, è che il mercato dica vacanza balneare in Mediterraneo, sì, Baleari, Croazia e anche Sardegna. Il problema è che noi, dentro della mappa mentale del mercato europeo, ce l'ha dimostrato Dirk, Sardegna c'è poco. It's true. Yeah? Pertanto questo è un bagno di umiltà per tutti noi. In conseguenza, se io devo di incrementare il mio posizionamento, devo di avere una strategia a livello complessivo come destinazione, ma anche a livello diciamo micro come operatore, lo quale vuol dire che devo decidere se mi posiziono a partire dai benefici, le soluzioni, quello che il cliente otterrà da me. Ti faccio una domanda, perché io devo venire a fare le mie vacanze da te? Ok, sì. Bravissima, e farai bene, e l'unico problema è che tu non sai chi sono io, ok? Devi di giocare in qualche modo all'indovinello. Bene, però c'è un piccolo problema, mi stai già scaricando un problema, cioè il problema non è, ipotizziamo che la regione faccia tutto benissimo, ok? E il problema del tuo posizionamento rimane. Ecco, perché la mia domanda è, perché devo andare a dormire e fare la mia vacanza da te? E bene. Bene. Ok. Brava, brava, complimenti. Peccato che ho dovuto di chiedertelo 2 volte, vero? No, non è per scontato. Sì, però non me l'hai risposto alla prima. Concetto, ragazzi, è che voi, voi come tali, no, a parte che siete timidi, per questo è normale, però una domanda, quanti di voi avete nel vostro sito quando consegnate la fattura la dicitura raccomandaci in TripAdvisor? Ecco, e dove finisce il bigliettino? Sì. Quanti di voi lo chiedono? Alzate la mano. Il 10%? Ragazzi, domani lo vedremo. Uno dei pilastri del marketing turistico oggi è la raccomandazione. Ragazzi, è una roba prettamente italiana, cercare la raccomandazione. Cioè, siete cattivi come italiani, fate l'italiano, cercate la raccomandazione. No, la raccomandazione, che in Italia si cerca sempre, per arrivare a qualche posto, sempre hai bisogno della raccomandazione. L'ho utilizzato anch'io quando mi hanno dato la cittadinanza italiana, sa chi conosco qua per non fare la coda, primo atto di italiano vero, cerca la raccomandazione. Detto ciò, andiamo avanti. Pertanto, dobbiamo ragionare su quali sono i benefici
a partire dai bisogni, le motivazioni dei clienti, ok? Vado un po' avanti veloce, questo ci andiamo dopo. Andiamo a vedere la segmentazione per tipologia di clienti. Benvenuti al mondo turistico, che oggi è fatto fondamentalmente di 5 generazioni in realtà. Del senior che vediamo più tardi, i baby boomers, la generazione X, la Y e la Z, ok? Dimmi. Ma tu sei della baby boomer come me, non ti preoccupare. Ok? Bene. Primo, la generazione silenziosa. Ok? Sono quelli che vanno dai 70 ai 93 anni, turista senior. D'accordo? Che cosa vogliono? Fondamentalmente funzionano attraverso la raccomandazione di quelli che conoscono. 79% delle scelte di viaggio. Stiamo parlando a livello europeo, ok? Ma di tutto quello che sono siti web ufficiali, eccetera. Raccolgono informazioni in internet, perché non è detto che non utilizzino internet, ma vogliono in qualche maniera comprare dall'agente viaggio o dal tour operator, cercano delle garanzie. Ma che tipo di turismo li interessa? Qual è il prodotto turistico che vogliono gli senior? Prevalentemente tutto quello che è il relax, ma anche il culturale, turismo di salute, in alcuni mercati, soprattutto il mercato americano e inglese, il cosiddetto turismo di famiglia o di radici, andare a vedere i luoghi da dove provengono, ma soprattutto sono clienti che amano la comodità e la sicurezza. Ok? Andiamo avanti, vediamo i baby boomer. Questo è un mercato interessantissimo, soprattutto per la Sardegna. È il cosiddetto turista senior, ma attenzione, non è il vecchietto al che tutti pensiamo, è gente come il sottoscritto, 54enne, che vuole fare delle cose, ma peccato che, se mi chiamate vecchio, vi sputo in faccia, perché non mi considero vecchio, perché tento di fare delle cose che fanno le altri giovanotti. Dopo vi faccio vedere alcuni esempi anche da ridere, ok? Pertanto il senior oggi è un cliente che utilizza internet pur non essendo nativo digitale, ma in qualche maniera è da capire che le proposte turistiche che cercano, è ovvio che cerca il relax, ma è il relax attivo, ovvero è la foto di questi due che si vanno a fare il giro con la moto. Io non so quanto costano quelle moto, ma è uno di un cliente che oggi è l'unico dei pochi segmenti di mercato che ha, come dicono a Milano, la grana. Ok? Ma che cosa vogliono? Partiamo dalla premessa che vogliono sentirsi integrati e parte dei nuovi stili di vita dei giovanotti. Ok? Perché ridi? Come me? Ci arrivi anche tu alla loro età. Sono già abbondantemente, cara. Sono pure più grandi di Giorgio. Allora, vogliono roba che risponda ai suoi bisogni e pertanto è un tipo di cliente che gli interessa fare delle cose. Ma andiamo a vedere la generazione X, diciamo i quarantenni, ok? Quelli che vanno dai 30 ai 40-45, anche i 50, va bene, ok, mi hai quasi convinto. Qual è la caratteristica di questa generazione? Qualcuno li chiamano gli sfigati. Perché? Perché sono gente che in qualche maniera si trova pizzicata fra i baby boomers e i millennials, ok?
e con una problematica, sono quelli genitori oggi di turismo di famiglia, ma che a differenza delle altre, la famiglia non c'è più come era una volta, pertanto questi non sono la famiglia del Mulino Bianco. Mi seguite? Che tipo di cliente è? È uno che cerca fondamentalmente attività o sportive, outdoor, eccetera, vacanza non di relax, sino di relax scaricando stress, eccetera. Vuole fare delle cose con i figli, ma a movimento. Ditemi, fatemi del ridere, va. Cosa state dicendo voi due? Allora fatemela capire, che così... Ecco, brava. Ma sono così? È una generazione che tenta di socializzare con i loro amici, intrattenersi, che cerca tutto online. Ma che tipo di prodotto cerca? Che turismo interessa? Il value for money. Quello che gli interessa è la sua convenienza, perché hanno relativamente meno disponibilità economica che altri segmenti. Pertanto hanno una scarsa flessibilità e adeguarsi, perché come sono quelli che stanno in mezzo, ok? Non sono nati con internet all'inizio, ma non sono nativi digitali, sono quella gente che non è né carne né pesce. È vero, ok? Pertanto devo ragionare sul fatto che entrano nella logica. Faccio un esempio: sono vegetariani o vegani? Sì, ma se io sono vegetariano, o tu mi dai cibo vegetariano o ti mando a quel paese. No, io non sono vegetariano, neanche vegano. Ok? Quello che vi sto dicendo è che mentre il senior riesce a, come dire, a adeguarsi a voi, questi di adeguarsi non se ne parla. Hanno ragione. Ok? Pertanto devo di capire che non sono disposti a cedere per nulla quello che loro vogliono. Concetto del value for money, value for time, value for the experience, ma soprattutto è in crescita diciamo, la richiesta di prodotti tutti legati al food, l'avventura, il cicloturismo, il hiking, eccetera, eccetera. Su il turismo familiare è quello che abbiamo visto prima e dopo andiamo a approfondire su questo. Allora, i millennial, di queste se ne parla tanto, pertanto vado molto veloce. Com'è questo tipo di soggetto? E vivono dentro i cellulari. Sì o no? Sì? Ok? Pertanto quello che gli interessa, e noi dobbiamo tener conto una cosa, che secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo sono già più di 200 milioni a livello mondiale. Cioè una massa importante, ma ha come caratteristiche il fatto che preferiscono, a differenza di quello che noi pensiamo, loro ragionano con la logica di essere essenziali. Compro tutto il resto ma a parte e lo pago, ma non vendermi il pacchetto già completo, sono io a decidere, sono io che decido se pago o non pago, voglio o non voglio. Ok? Bene, detto ciò, come sono questi soggetti? Allora, dobbiamo ragionare sul fatto che per poter agganciare questi soggetti, parto dalla premessa che gente affamata di informazione, vogliono sapere, raccontatemi tutto. Secondo aspetto importante, hanno più o meno soldi, sono cacciatori di valore per se stessi. E il concetto di per 50 euro che cosa mi dai? Terzo elemento, dipendenti dalla tecnologia, ma anche sono animali sociali, si interrelazionano fra di loro e sono amanti del lusso. Ok? Bene. E qui c'è un punto molto importante che li differenzia rispetto a quello che l'uso come lo intendono, diciamo, i senior, i baby boomer e gli altri. Si chiama l'uso accessibile. Ok? Per loro l'uso non è l'albergo 7 stelle.
Per loro il lusso è la logica del 4 stelle superior. Se sono cacciatore di valore, so molto bene che cosa voglio, ok? Non voglio strapagare per un 7 stelle, ma pago per un 4 stelle con tutte le aggiunte che io voglio. Questo è il concetto. Quando vi dicevo prima, uno va con il vestitino di Zara, ma la borsa è di Prada o di un altro. Ok? L'altro aspetto importante è che cercano, come dire, sono ricercatori della verità, ma soprattutto rispondono a tutto quello che è visuale. Non leggono, ragazzi. C'è qualche millennial qua? È vero o non è vero tutto quello che ho detto? Tutto? La ringrazio, lei è promossa. Gli posso fare una domanda? Sì. Quando lei cerca una destinazione per farsi una vacanza, qual è la prima cosa che fa? Sono clienti di Google Immagini, siamo d'accordo? Quelli che non siete millennial, quando cercate un posto dove andare in vacanza, la prima cosa che fate è andare a Google a cercare le immagini e le fotografie? Tu le offerte. Cioè, hanno un modo diverso di ragionare. Allora la domanda è, come cavolo voglio vendere il mio albergo se non ho le mie foto in Google Immagini? Ci siamo? Perché continuiamo a ragionare con la mia testa. Se le chiediamo a lei, me ne renderei conto che se voglio i millennials, devo di mettere un sacco di foto sulla mia struttura, sulle mie attività, sulla mia destinazione. Ok, andiamo a approfondire. Quali sono quei turisti per il mercato tedesco, per la Sardegna? I cosiddetti silver hair, ovvero capelli bianchi, per capirci. Ok? Allora, partiamo dalla premessa che in Europa il mercato degli over 60 crescerà a un ritmo del 10, 12, 15% ogni anno. E queste hanno due cose fantastiche. La prima è tempo. Possono venire nel mese di maggio, ma anche nel mese di aprile, ma anche nel mese di ottobre. La seconda che cosa è? Soldo. Ok? Bene. Partiamo dalla premessa che viaggiano di più, sono quelli che fanno fino a 3 vacanze nell'arco dell'anno. Immaginatevi i tedeschi, che fino a qualche giorno fa c'era freddo, o le scandinavi. Cioè, pertanto 3-4 giorni mi prendo l'aereo e arrivo in Sardegna. Peccato che nessuno è andato a raccontare che puoi venire in Sardegna che fa meno freddo che non in Düsseldorf piuttosto che in Norimberga. Altro aspetto importante è il fatto che sono viaggiatori attivi, ma quello che oggi mi cercano sono proposte a misura, dove ci siano 2 elementi fondamentali che emergono: comodità e value for money. Preferiscono, come abbiamo detto, il contatto con i clienti, viaggiano o in coppia o in piccoli gruppi di coppie. Preferiscono la comodità al lusso, ma per loro è fondamentale la sicurezza. Non intendiamo la sicurezza al fatto di avere il poliziotto. La sicurezza è che quello che ti sto raccontando è quello che troverai. Ok? Quali sono i prodotti più richiesti? Come vi dicevamo prima, il turismo geologico, ma viaggiare con i nipoti e i figli, ma anche tutto quello che è turismo slow. Oltre al turismo di salute, eccetera, il culturale e anche le piccole avventure. Perché? Per sentirsi giovani. Vediamo la generazione, diciamo, di famiglia, il turismo famiglia, la generazione X. Beh, soprattutto qual è la prospettiva? Che è un mercato che crescerà ancora per un po', soprattutto tenendo conto che fino al 2020 significherà più o meno il 22% del totale diciamo degli abitanti, in qualche maniera, del continente. Ma
Qual è la problematica? La problematica è che per loro è fondamentale il value for money, ricercano proposte che rispondono ai suoi propri bisogni, perché il signore è separato, perché la mamma è stata molata, perché altri problemi, cioè, lì l'aspetto famiglia è molto importante. Ok? E questo vuole dire che devono rispondere ai suoi propri bisogni, ma al budget giusto, con una scarsa flessibilità, con una tendenza che è molto importante, perché secondo il World Travel Monitor la media di spesa giornaliera sarà di 105 euro. Pertanto, cioè, vogliono fare un sacco di cose, viaggiare un sacco di volte, ma spendere poco. Value for money. Ok? Bene, e quali sono, andando a analizzare verticalmente, i tipi di turisti che abbiamo e che avremo in Italia? Fondamentalmente 5. I single, non soltanto i giovanotti, sino il cliente single che viaggia in qualche maniera da solo, il cliente iperattivo, quello che sta facendo 23 cose perché è stressato, eccetera, per un modo di essere, il social media addict, cioè quello che funziona sempre con il cellulare a qualunque ora, quelli che vivono in città, i cosiddetti urbaniti, che la caratteristica fondamentale è che hanno poco tempo, pertanto dobbiamo facilitare tutto, i baby boomers attivi, ma soprattutto anche i viaggiatori solitari. E quali sono, per esempio, sul mercato del turismo di famiglia, alcuni segmenti importanti? Bene, l'Ippown, anch'io, ovvero i professionali che non hanno figli, le zie, in qualche caso qualche zio, ok? Ma generalmente le zie, donne in carriera che non hanno figli e che si portano i nipoti. E perché si portano i nipoti? Dimmi. Perché se no sarebbe zia. Perché qual è il bisogno delle famiglie? Che cavolo fai con i bambini quando non c'è la scuola, ragazzi? E non hanno la babysitter, pertanto c'è la zia. Esatto, il suo ego è soddisfatto, va bene? Dimmi. Colma il vuoto, ok? Perché com'è questa gente? Vita molto attiva e viaggiano molto, ma quando non viaggiano con i bambini sono delle single, va bene? Però viaggiano molto, di media riescono a fare fra 5 viaggi di vacanza nell'arco dell'anno. È un mercato importante perché partiamo dalla premessa che in Europa il 20% delle donne in età fertile non sono madri, ok? Ma soprattutto dobbiamo capire che un trend in crescita sarà ancora più in crescita, ok? Beh, abbiamo un altro dentro il turismo familiare da tenere conto. Le coppie, ma che non vivono assieme, si chiama living apart together, gli eterni fidanzati, ok? Beh, questi di media in Europa fanno fino a 6 vacanze nell'arco dell'anno, ok? Fanno vacanze intense perché si vedono poco, la caratteristica è che vogliono fare un sacco di cose, ma ovviamente assieme. Lo so che molte di voi, care donne, vorreste che il marito fosse un living apart together. La mia me lo dice spesso, ok? Bene, quello che cercano è prodotti facili, soft, fare delle cose assieme, avventure soft, ma soprattutto accessibili, lusso contenuto, ma partiamo dalla frequenza, come vi dicevo, che hanno un'alta frequenza di viaggi, ma è un trend in crescita. Pertanto, ragazzi, raccomandazione, e questa è gratis. Pensate molto meno alla famiglia del Mulino Bianco perché ogni volta ce ne sono di meno. E se volete vi mando mia moglie che fa l'avvocato divorzista e fate un accordo con lei. Dimmi.
Eh? No, legalmente non posso prendere percentuali, ma può dare la raccomandazione quando arriva la signora piangendo o il marito piangendo, di vai a farti una vacanza, indicarvele. No, adesso scherzando a parte, dimenticate il tuo familiare come voi l'avete in mente, non dico che non c'è più, è un altro mondo. Pertanto la mia struttura devo essere in grado di lavorare su diversi tipologie o segmenti di turismo di famiglia. Non è che devo di fare il mio albergo soltanto per separati, divorziati o single, non ne sto dicendo questo, ma dovete tenere conto, se volete portare i vostri clienti a capire quali sono i suoi bisogni, a darli e a raccomandarli. Qualcuno di voi sa come è nato Club Mediterranee? Sa la vera storia dei Club Mediterranee? Dimmi. E il perché è nata? No, in realtà è nata tramite un oratorio, per iniziare. È la figura del GO. Gentile organizzateur. Sono nati per accoppiare i ragazzi francesi anni 50. Lo sapevate questo? L'inizio del turismo sessuale, tanti anni fa. Vabbè, o anche, non lo so, questo io non c'ero, non ero nato, ok? No, ma è nato così. L'inventore Gilbert è nato così, ok? Il ragionamento, è nato nei campeggi, per essere giusto, in un villaggio in Cadaqués, nella costa della Costa Brava, che ormai non esiste più. Ok? Pertanto il ragionamento è, quel modello di turismo familiare per il quale era creato il prodotto Club Mediterranee, oggi si è evoluto, pertanto io devo di capire che cosa o come la società, il mercato mi sta funzionando e devo di dare delle risposte adeguate. Ok? Perché secondo voi, che cosa gli interessa alla zia che viaggia con i nipoti? Come convinceresti una zia che ha 2 nipoti a sceglierti per andare a farti la vacanza? Dimmi. Devo fare un sacco di cose con loro, perché li vedo poco, perché non sono la mamma, ma sono quella a cui loro magari si appoggiano per questo. Ma qual è la preoccupazione della mamma per affidare i bambini alla zia? Teoricamente. Dimmi? Brava, allora vendami sicurezza. Il concetto è, da me i tuoi nipoti con te saranno sicuri. Tentiamo di ragionare come ragiona il mio potenziale cliente e io utilizzo come leve quegli elementi. Va bene? Quali sono gli elementi che interessano al papà con il bambino? Gianluigi sta dicendo la gnocca. Un po' ha ragione. Che il bambino giochi in sicurezza. E tu? Perché mi guarda male? No, non suggerito niente. Ragazzi, noi vendiamo illusione, eh? Noi vendiamo illusione. Quando noi facciamo un prodotto esclusivo, quello che stiamo facendo è vendere l'illusione della vacanza che tu farai, che deve rispondere a quello che tu cerchi. Mi state seguendo? Bene. Quello che diciamo dei genitori padri, vacanze intense perché vedono poco i figli, devono fare delle cose assieme, ma soprattutto perché dove la problematica si fanno la settimana, ma dopo il terzo, il papà è imbranato per definizione. E il concetto è, ti risolvo i problemi che puoi avere. Sì, però tranquillo, che quando tu non potrai più del bambino me ne occupo io. Quello dico, nel senso...
allora venditi come sono accanto alla guardia medica. Mm? C'è la guardia medica. Mm? Ok, non i nipoti, già le ho parlato prima, e il mercato del LGBT. Ottimo, lo so che hanno un sacco di grano, ma attenzione che cominciano ad andare anche con i figli. Mm? E arriviamo a un punto molto interessante, i cosiddetti mamil. Non me lo sono inventato io, lo dico già subito. Men middle age in licra. Sì, perché scusami, quelle che si mettono con la licra per fare 300 km in bicicletta, come sono questi? Quarantenni o cinquentenni? Sì o no? Mm? Allora, mercato europeo, qualcuno sa quanti turisti o cicloturisti, sia di bicicletta di strada piuttosto che mountain bike, eccetera, ci sono in Europa? No, ve lo dico io, 13 milioni. Cioè 13 milioni di mamil. Immaginate se ne portiamo anche uno in Sardegna di mamil. Pertanto, che cosa mi cercano questi? Sono appassionati di sport, vela, golf, bicicletta, camminate, eccetera, vacanze brevi e intensi, viaggiano spesso anche senza la moglie, vanno con gruppi di amici, ok? Piccoli gruppi, hanno bisogno di organizzazione per fare avventure, delle attività sportive soft, hanno bisogno di rassicurazione e partiamo dalla premessa che due cose. Una, hanno bisogno di internet. Perché secondo voi? Per condividere e dire al mondo guarda che figo sono, ho 60 anni, ma ancora mi sono fatto 250 km. E se lo volete far felice, datele il wifi. Non fate la cretinata di farle pagare per il wifi. Non guardarmi così, che ancora il 30% delle alberghi italiani ti fanno pagare il wifi. No, lo so che nel tuo caso no. Sì, cara mia, dati di Confcommercio. Ok? Pertanto, attenzione a questo segmento che già vi anticipo che sono dei segmenti importanti della strategia turistica della Sardegna. E cominciamo a focalizzarci sulla commercializzazione. A che devo finire? Vediamo se c'è qualche cosa che vi posso dire o lo lascio per domani. Oggi? Allora, come faccio a venderli a questi segmenti? Come mi focalizzo la commercializzazione? Bene, gli urbaniti, parto dalla premessa che hanno poco tempo, decidono veloce, sono stressati e occupati. Pertanto devo partire dal fatto che prediligono i servizi complementari, ma ditele le cose che possono fare da voi, perché li prenotino e li comprino. Questo è B2C, non è B2B, è un focus sul B2C, d'accordo? Pertanto vogliono proposte chiare, facili da comprendere e dove percepiscono i vantaggi per i quali devono scegliere A, la Sardegna, B, voi. Ok? Sa, poca filosofia e andiamo al succo. Qual è la strategia commerciale che devo utilizzare? Offrirte, diciamo, fare in modo che nel mio sito, dove sia facile e veloce prenotarti. Ma partiamo dalla premessa che fanno tutto attraverso le smartphone. I social media addict, che sono quelli 6, diciamo, tipologie che abbiamo visto, prevalentemente questi però prima di decidere vogliono capire, chiederti, eccetera, eccetera. In conseguenza dobbiamo rispondere velocemente alle sue domande. Partiamo dalla premessa che sono impazienti. Non funziona quello, ti mando la mail, ti rispondo alla sera, perché mentre tu stai pensando a rispondere, quello già mi ha prenotato da un'altra parte. Pertanto gli piace opinare, fare delle recensioni, eccetera. Chiedetele delle recensioni, la gente si vuole sentire importante. Se tu le chiedi, scriva vendi da me, cioè, lo vedremo domani, c'è una percentuale,
82% mi sembra ricordare delle recensioni sono positive. Pertanto io parlo bene di voi, se voi parlate bene di me, io parlerei bene di voi. E ogni volta che io parlo bene di voi, più possibilità di avere nuovi clienti che voi avete. Bene, i social media sono la fonte di informazione, pertanto dovete essere presenti lì e fare in modo che si parli di voi. Qual è la strategia? Facebook. Questi vivono e tutto si informano attraverso Facebook, ma soprattutto magari posso pensare di mettere la finestra con il mio motore di booking come struttura nella mia pagina Facebook. Posso incentivare la fedeltà perché prenoti direttamente, questo cerca valore, qualche cosa per se stesso. Mi prenoti diretto, bene, avrai la bottiglia di champagne al tuo arrivo o le cavolate che voi volete pensarvi. Ma quelli che sono iperattivi che cosa sono? Beh, sono gente che sempre vuole fare delle cose, vuole proposte costanti, sa, per riempire il suo tempo. È il classico cliente che ti sceglie l'albergo perché c'è lo spa, c'è la palestra e c'è un sacco di cose. Dopo non ti fa niente tutto questo, però te l'ha scelto perché c'è la varietà di offerta. Sono esigenti, fanno e si comportano d'accordo al suo stile di vita, che è quello di fare 23 cose allo stesso tempo, ok? Vogliono scegliere e per quello devono avere un sacco di varietà, ricordate la foto con tutte le scarpe, e hanno sempre aspettative molto elevate, lo quale vuole dire che partiamo dalla premessa che sono digitali e permanentemente connessi. Come li aggancio? E devo di avere una buona esperienza di acquisto, se devo far facile nel mio sito che mi comprino. E, sa, la best rate, il miglior prezzo garantito, se mi prenoti, sa, ti faccio questo, ti do un bacio alla buonanotte, tutto quello che voi volete. Ok? Nel vostro sito web devono esistere delle proposte complementarie, ma soprattutto dovete ragionare su che il fatto che la prima impressione è fondamentale, lo vedremo domani su quello che è la catena del valore. I baby boomers, come il sottoscritto, cerchiamo esperienze personali, ma soprattutto ci interessa tutto quello che è l'aspetto culturale locale, l'immersione, diciamo che il ritmo qua è leggermente più lento ma approfondito, amano le esperienze e ricercano star bene, pertanto sono attivi, ma ancora su questo segmento di mercato è importante tutto quello che è l'aspetto, diciamo, culturale. Pertanto, come posso fare per attirare la sua attenzione? Dargli tutta l'informazione del mondo. Non gli interessa dove dormire, non gli interessa le caratteristiche dell'albergo, gli interessa tutto quello che c'è fuori. La ragione per la quale vengono da noi è per fare delle cose fuori, per vedere delle cose o fare delle attività che si trovano fuori il mio albergo. La comodità per loro è importante e la tecnica è quella di proporle dei servizi addizionali sulla mia struttura. I single, ma i single non sono quelli che ti vanno, i single sono i gruppi di amici relativamente giovani, 30-40 anni, eccetera. Che cosa cercano? Qualità accessibile, ok? Lusso accessibile, lo quale vuole dire che sono gente senza figli, con coppia, eccetera, e abbiamo visto prima le diverse tipologie, dedicano parte dei loro soldi a se stessi e pertanto a viaggiare, cercano esperienza e spesso viaggiano, come avevo detto, in gruppo. Sono come caratteristica di personalità autentici ma anche creativi. E che cosa devo fare per portarmeli a casa? Sono visuali, vogliono vedere tutto prima di decidere, pertanto mettete immagini delle vostre destinazioni, della vostra struttura, servizio, eccetera, in rete. Proporvi attraverso le reti sociali e soprattutto deve essere attivi nei social per interagire con questi. E per finire sui viaggiatori solitari, questi è un po' più particolare, normalmente è una fascia più giovane, è gente che cerca contatto e conoscenza e non dobbiamo intenderli soltanto come i single, sino divorziati, separati, vedovi, eccetera, eccetera, pertanto vogliono interagire. Puntini, 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 intendetelo come volete.
Lo quale vuole dire che devo accettare che sono alla ricerca di contatto umano e di conoscere delle persone. Cercano esperienze e sperimentare conoscenze, eccetera, eccetera. Qual è la strategia? Utilizzare le immagini che abbiamo viste. In questi casi è importantissimo offrire flessibilità. Quello che vuoi chiedi e sarà fatto e te lo proporrò, ma soprattutto comunicare con loro a partire dalla prenotazione per garantirgli quel servizio che ti sto aspettando e che ti offrirò, eccetera, eccetera. Bene, mi fermo qua. E continuiamo allora domani. Va bene? Grazie. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.